Più che un gioco, una passione. La frase rispetta esattamente quella che vuole essere la mission del centro culturale che sorgerà all'interno di questa vecchia carteria nel centro storico di Venezia. Così Fabrizio Fontanella, collezionista veneziano, ci introduce nel suo sogno diventato realtà. La sua pagina Facebook, creature di gomma Venice Vintage Toys, da tempo ha frantumato ogni record, raggiungendo 30.000 followers che lo seguono. Ora i 5.000 oggetti della sua collezione, giocattoli e gadget vintage legati all'animazione televisiva, saranno esposti in un museo. Pezzi da museo della Disney, di Hanna-Barbera, dei cartoni animati, del carosello e della pubblicità. Saranno presenti materiali di fabbrica e cartacei del tempo e una serie di audiovisivi che faranno rivivere a grandi e piccini i fasti del tempo passato e l'importanza della comunicazione animata dell'epoca. Una passione nata all'inizio degli anni '80 leggendo Topolino e Diabolic, che Fontanella, classe 1972, ha ben presto condiviso con la moglie Beatrice Santoro, i figli e tutta la famiglia. Ne è nata così un'associazione per collezionisti, curiosi e semplici appassionati. Ora arriva la fondazione di un centro culturale con tanti progetti aperti alla città. L'idea è di arricchire l'esposizione con un angolo di restauro, con convegni a tema, con incontri con gli autori e magari con una serie di laboratori didattici. Sensazioni, ricordi, emozioni. Questo spero possano assaporare i soci e i visitatori di Venice Vintage Toys. Il museo sarà aperto a Venezia, in Calle della Vila, vicino a Campo San Stin, a 2 passi dalla stazione di Santa Lucia e da Piazzale Roma. Per questa iniziativa è nato anche El Panta, una pantegana vestita da gondoliere, dal simpatico sorriso furbetto, la mascotte dell'associazione, brevettata, disegnata poi dal grande maestro Giorgio Cavazzano, che lo ha splendidamente animato.